Siamo con Annunziata Lapolla, responsabile dell'unità operativa complessa di diabetologia della casa Ai Colli dell'ULSS 16 di Padova e parliamo della giornata mondiale del diabete, un invito fatto ai cittadini per questo weekend. Sì, questo weekend c'è la giornata mondiale del diabete. Voi sapete che la malattia diabetica è molto frequente, colpisce il 6% di tutte le persone in Italia ed è in aumento. Il problema grosso del diabete è che spesso quello di tipo 2 non è sintomatico, non dà dei sintomi particolari, per cui uno può avere questa malattia da anni e se non fa dei controlli non se ne rende conto. E la malattia viene scoperta quando ci sono le complicanze croniche e una delle più frequenti è proprio la malattia cardiaca, l'angina, l'infarto. Quindi per sensibilizzare la popolazione e fare in modo che pazienti che hanno un diabete o un prediabete possano sapere di averlo, presso la Sala Gran Guardia, sabato e domenica, i pazienti diabetici, assieme ad alcuni miei colleghi medici ed alcuni miei infermieri, saranno disponibili per tutta la popolazione per fare un test di screening preliminare che consisterà in una glicemia e nella compilazione di un questionario per poter identificare quelle persone che hanno il diabete e non sanno di averlo, che sono in una condizione di pre-sviluppo della malattia e in questo caso tutte queste persone positive verranno avviate al centro e verrà avviata un'opera di modifica dello stile di vita e di follow-up di queste persone. Quindi sia quelli già diabetici e quelli che possono diventarlo, perché allora bisogna modificare il modo di alimentarsi, implementare l'attività fisica in modo da portare sempre più in avanti l'inizio di questo tipo di malattia.